Prima il Veneto, Francesco Vianello. Buonasera a tutti, grazie direttore. Grazie, siamo in campagna elettorale, quindi giustamente si possono esibire i propri simboli. Sabato scorso su Rete Met abbiamo mandato in onda un servizio della redazione di Bassano del Grappa dove si parlava di un sondaggio raccapricciante, cioè in una chat di studenti era comparsa una classifica di cui noi siamo venuti in possesso, in cui ci si chiedeva: votate per la donna che è stata uccisa e che meritava più delle altre di essere assassinata. Io approfitto stasera degli insegnanti che sono presenti in studio e collegati, perché credo che sia una storia che un insegnante non può su cui non può non riflettere, non si può non commentare. Anche Francesco Vianello insegna. Sì, io sono d'accordo con quello che ha detto la mia collega, è che il ruolo della scuola oggi diventa sempre più complicato, perché non si può chiedere alla scuola di svuotare con un cucchiaino quell'oceano di nefandezze che la società tutta ha riversato in ogni modo sulla nostra gioventù. La nostra gioventù è sotto il tiro incrociato del consumismo, di modelli di successo spesso sregolati, stili di vita disordinati, perché qualsiasi prodotto per vendere, per fare breccia nei giovani, deve illudere, deve istigare in qualche modo alla trasgressione, all'uso di sostanze stupefacenti, a condotte di vita, diciamo, al limite, eccetera. E questo bombardamento, purtroppo, a differenza del passato, avviene H24 per colpa dei telefonini, perché con questi maledetti dispositivi che questi ragazzi hanno in mano ricevono continuamente degli input diseducativi, e la scuola da sola non può farcela, c'è bisogno di una collaborazione di tutte le componenti della società. Devo dire è spaventoso, cioè lo scenario secondo me dell'intelligenza artificiale o lo si controlla e si riesce a gestirlo, o prima o poi ci avrà il sopravvento, non so. Francesco Vianelli. Sono d'accordissimo con quello che ha detto la gentile collega qui, e posso solo dire che secondo me sulla scuola sono stati fatti dei catastrofici esperimenti sociali didattico-pedagogici, perché io parlo logicamente per le materie di mia competenza, che sono quelle dell'area tecnico-scientifica, quindi dalla matematica alla fisica e alla chimica. Cioè, non è possibile che in quinta superiore, in quinta liceo, arrivino dei ragazzi che fanno fatica a operare con le proporzioni, con le equazioni di secondo grado, a convertire le unità di misura, a tracciare grafici leggibili su carta millimetrata, a scrivere di proprio pugno una relazione nella quale descrivono un'esperienza fatta in laboratorio, descrivendo quali materiali e strumenti sono stati utilizzati, con quali finalità, eccetera. Questo perché secondo me purtroppo c'è stata una classe politica, e qui secondo me la colpa storica ricade principalmente sulle spalle delle sinistre, che hanno voluto fare dei catastrofici esperimenti sociali, pedagogici e didattici sulla scuola, caricandola sempre più di nuove cose, a volte inutili, inadeguate, non appropriate, non erano le cose più urgenti da fare. Allora, per far vedere che la scuola sta evolvendo, si sta innovando, la scuola sta assecondando una società e vuole restare al passo con i bisogni della società, cosa succede? Che la scuola, che doveva essere il pastore che conduce il gregge sui pascoli fertili nella giusta direzione e lontano dai pericoli, invece la scuola è diventata un soggetto che va ad assecondare invece i bisogni e le necessità
sempre nuovi, sempre diversi, no? Della società e specialmente dei giovani. Per quello io dico, poi c'è un altro grossissimo problema. Oggi secondo me la categoria docenti non è più nelle condizioni di serenità e di imparzialità per poter esprimere delle valutazioni oggettive sul profitto dei ragazzi. Perché com'è possibile che un sondaggio dell'Istat di qualche anno fa attestava che il 70% dei ragazzi che si diplomano non è in grado di leggere e comprendere un testo in lingua italiana. Però il 99,97% all'esame di Stato viene promosso. Allora vuol dire che c'è un problema di valutazione delle reali competenze e conoscenze dei ragazzi. Noi oggi docenti siamo sottoposti a delle pressioni, a delle minacce, a delle rappresaglie da parte di genitori, alunni, perché altrimenti poi roviniamo il rapporto con la classe. Se mettiamo insufficiente a tutti, anche se lo meritassero, rovini il rapporto con la classe. Allora cosa fanno tanti docenti? Se va male a tutti, annulliamo la prova, la rifacciamo e il voto negativo lo sostituiamo con un voto positivo se è superiore a quello precedente. Pertanto, secondo me, la fase della valutazione, che è l'ultimo anello, no, di una catena, di un complicatissimo e sofisticato processo pedagogico, oggi non sta più in piedi. Per quello io dico, continuiamo a fare quel che facciamo, però i test, le valutazioni le facciamo fare a soggetti che non sono in relazione sociale con il giudicato. Grazie professore. Grazie a voi. Quando oggi si fa un tema in classe, se uno ricorre a ChatGPT, insomma, si fa fare un tema. È che bisognerebbe ritirare, ecco un'altra cosa che io farei se fossi magicamente, se avessi un ruolo, ritirare assolutamente i cellulari all'ingresso, cioè proprio i cellulari non devono entrare a scuola. In molte scuole invece i cellulari vengono usati H24 sopra il banco, messi sopra il banco con i videogiochi, mentre il professore spiega questi qua che isoga coi baette, con Pokémon. Anche noi là dobbiamo non si può delegare a ogni singola scuola di decidere, deve essere il ministero che dall'altro dice basta. Quindi noi stiamo correndo il rischio di una catastrofe culturale sulle nuove generazioni. Assolutamente. Francesco Vianello, oggi leggevo dei commenti, la carta di Vannacci l'avrebbe giocata Salvini per rafforzare l'ala destra della Lega, e cioè per competere meglio con Fratelli d'Italia della Meloni, insomma, no? Perché rimane questa guerra strisciante tra i leader del centrodestra. Sì, ma anche perché nell'ambito della metamorfosi della kafkiana, questa profondissima trasformazione ideologica, politica che ha avuto la Lega di oggi non è più la Lega Nord di Umberto Bossi, che metteva al centro del suo programma politico gli interessi del Nord, della Padania e del Veneto. Non è più una Lega che parla di secessione, di indipendenza e di autonomia. È un partito che si è completamente snaturato nella forma, nei contenuti, nel linguaggio, nel simbolo, nei colori, nel passaggio delle segreterie, no? Da Bossi prima a Maroni dopo e alla catastrofe con Salvini. Ecco, l'incoerente candidatura di una persona totalmente estranea al percorso ideologico politico della Lega, come è il generale Vannacci, è soltanto il beffardo tentativo di confondere ulteriormente l'elettorato veneto, che purtroppo poi sistematicamente ci casca. Prima avete parlato di referendum e quindi mi invitate a nozze quando si parla di referendum. Vi ricordate come è stato trattato il referendum sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre del 2017? Vi ricordate che è stato completamente snobbato e ignorato da tutti i media nazionali? È questo il rispetto che il sistema centrale italiano dà al Veneto? Sembra quasi che questo sistema centralista, vorace e fagocitatore, no?
sia tollerante e garantista con tutti, ma vada a ignorare sistematicamente le legittime istanze del popolo veneto che, rispettando perfettamente ciò che è scritto nella Costituzione, ok? Vi ricordo che la Costituzione italiana, quando è stata scritta, i padri fondatori, fra cui Calamandrei, d'accordo, e Cattaneo anche, prevedevano e anzi auspicavano l'attuazione di ampie autonomie regionali e addirittura che questo sistema si potesse evolvere in un federalismo, d'accordo? Per cui quando si parla di referendum, adesso questo, no, sul lavoro dell'8-9 giugno viene molto pubblicizzato, mi si stringe un po' il cuore, mi dà un po' di rabbia, perché dal confronto vedere come è stato trattato un referendum che ha ben superato la soglia di qualsiasi quorum, vi ricordo che quella volta ha votato il 57% dei veneti, degli aventi diritto al voto, e il 98,2% ha detto sì a ulteriori forme di autonomia come previsto dagli articoli 116, 117 e 118 della Costituzione. Questo referendum, che adesso giace nei cassetti coperto di muffa da quasi 8 anni, questa è la grande colpa politica dei partiti di governo, del partito delle sorelle romane e di quel che resta della Lega. Allora, grazie Vianello. Vianello, prima il Veneto, grazie. Grazie a voi tutti, A presto. buona serata.